Direttore, dalla magnifica cornice del Teatro Verdi di Padova, che a breve inaugura la sua stagione dopo le serate del Monaco di Treviso e al Goldoni di Venezia, cosa dobbiamo aspettarci per questo inizio di stagione, quindi nel mese di novembre? Beh, il primo giorno d'attività è l'apertura, l'anteprima della stagione del Verdi di Padova, che con Marcello Veneziani ci parlerà del 1919. Un anno importante, un anno in cui sono nati movimenti che poi avrebbero di fatto guidato le vicende storiche principali del nostro paese fino al dopoguerra. Nasce il partito fascista nel 1919, nasce il movimento popolare di Don Luigi Sturzo, si mettono le basi per l'operazione di Ordine Nuovo di Gramsci, quindi tutti elementi che poi avrebbero veramente inciso molto sulla nostra storia e che Marcello Veneziani ci aiuta a riportare alla luce in maniera compiuta, assieme alla grande impresa di D'Annunzio a Fiume, che è entrata nella leggenda per una serie di motivi che Marcello andrà a enucleare. La stagione del Verdi poi proseguirà con una nostra produzione che è di grande attualità perché parla della tempesta Vaia, una tempesta che ha colpito le nostre montagne. Noi abbiamo inteso fare uno spettacolo teatrale proprio per tenere viva questa memoria e per continuare a presidiare attentamente le tematiche della tutela del nostro ambiente, che è un ambiente meraviglioso e che merita tutta l'attenzione che possiamo dargli. Il testo dello spettacolo è di Matteo Righetto, sì. Sul palco Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo. Seguirà un lieto ritorno, quello di Marco Paolini, che ha aperto la stagione di Venezia con uno spettacolo che parla dell'Odissea di Ulisse nel tempo degli dei. Poi apriamo sempre a Padova il programma di spettacoli per famiglia con un bellissimo Pinocchio di Marcello Chiarenza, e il mese di novembre si chiuderà con Nati sotto contraria stella con Ale e Franz, che è una originalissima e divertente rilettura del mito di Romeo e Giulietta. Quindi un novembre patavino in grado di soddisfare diversi gusti, diversi pubblici. È quello che cerchiamo ovviamente di fare sempre. Parliamo del Monaco allora, sì. che ha inaugurato la stagione lirica questo fine settimana e che proseguirà con un'altra opera lirica di Tommaso Albinoni, La Statira, un'opera diciamo minore ma di grande pregio e di un repertorio che noi vogliamo valorizzare, che è il repertorio della grande musica del nostro territorio e del 6-700. A seguire il primo appuntamento della stagione concertistica del Monaco con l'orchestra dei Giovani Archiveneti in un programma dedicato a Puccini. Puccini è un compositore che ha un legame molto stretto col Teatro del Monaco di Treviso, ed è un legame che nell'ambito del programma delle celebrazioni dei 150 anni della rinascita del Monaco è stato molto molto utilizzato. È uno dei due focus della stagione concertistica. L'altro focus ovviamente per il 2020 sarà su Ludwig van Beethoven nei 250 anni della nascita. Dopodiché Paolini, come il prezzemolo, sarà anche a Treviso e diciamo che coinciderà con l'apertura della stagione di prosa del Teatro del Monaco. Certo, ottimo inizio, visto anche il grande successo che ha riscosso a Venezia. Spostiamoci quindi a Venezia, ultima piazza rimasta. Al Goldoni il primo appuntamento del mese di novembre è un'Orestea della compagnia Anagor, è una giovane compagnia della zona di Castelfranco. Leone d'argento datogli dalla Biennale Teatro. Questo spettacolo ha debuttato alla Biennale Teatro, noi siamo tra i coproduttori ed è uno spettacolo molto complesso, molto bello, molto intenso, ha una durata un po' elevata, sono 3 ore e mezza, ma un'Orestea non può durare poco. Certo. Quindi confidiamo che possa piacere ai nostri spettatori nonostante lo sforzo che gli chiediamo. Il 12 e 13 di novembre Angelo Pintus invece apre la stagione di teatro comico e brillante, Divertiamoci a teatro.
A seguire un evento speciale che ripetiamo a distanza di 4 anni, il concerto di Giovanni Lindo Ferretti a Cuor Contento. Per tutti, diciamo, gli appassionati di musica è un appuntamento imperdibile. Giovanni esegue il repertorio CCCP come si deve fare, e credo che sia solo questo un elemento di interesse per chi è appassionato di musica. A seguire anche a Venezia apriamo la stagione di Famiglia Teatro con uno spettacolo dedicato alle 4 stagioni di Vivaldi, fatto dalla nostra Susi Danesin. Seguirà anche a Venezia Nati sotto contraria stella con Ale e Franz, e quindi la rilettura di Romeo e Giulietta fatta per Ale e Franz. A seguire un altro evento speciale organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici sull'Asia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, uno spettacolo di danze giapponesi che si chiama Amatsu Tatsuana. Sono danze della scuola Amatsu. Ogni anno riusciamo ad avere al Goldoni, grazie a questa relazione importante con l'Università Ca' Foscari di Venezia, un esempio di danze tradizionali giapponesi o di teatro tradizionale giapponese, un excursus molto, molto importante. Sì. Per finire, il 30 di novembre apre al Goldoni la stagione di danza. Quest'anno abbiamo orientato la stagione di danza del Goldoni a proporre degli spettacoli che sono a cavallo tra la danza e il teatro, a cavallo tra il movimento e la parola. In questo caso lo spettacolo d'apertura si intitola Trattato di economia. È uno spettacolo che tratta di economia veramente, in maniera molto divertente, ma è anche uno spettacolo di danza. Danno vita a questo spettacolo Andrea Cosentino, che è uno scrittore, drammaturgo, attore, e Roberto Castello, che invece è uno dei più importanti coreografi italiani. Un titolo sicuramente insolito per quello che potremmo aspettarci da uno spettacolo di danza, quindi che dire, grande curiosità, allora un ottimo inizio per una stagione decisamente stellare, quello di novembre. Va bene, ci vediamo. Vediamoci al Goldoni, vediamoci al Verdi e vediamoci al Del Monaco. Assolutamente.